Era l'alba del 25 aprile del 2011, il crollo del Palazzo Lo Iacono Maraventano. Adesso alle mie spalle lo spiazzo vuoto dopo che le macerie sono state rimosse. Ecco, oggi per tenere accesi i riflettori su questa emergenza, ma anche sull'intera emergenza che riguarda il centro storico di Agrigento e la cattedrale, anch'essa chiusa da un paio di anni, le parrocchie della città hanno voluto organizzare una fiaccolata per il centro storico. Una fiaccolata silenziosa, forse il silenzio è la migliore risposta. Il silenzio contiene le parole più gridate. No? E quindi siamo qua in silenzio a guardare questa parte della nostra città. Il centro storico di Agrigento, la cattedrale, due emergenze. Ecco, il comune fa da pungolo, ma ovviamente le risposte devono arrivare dalla regione. Per recuperare 30 anni, 40 anni di abbandono ci sono bisogno di risorse straordinarie, rispetto alle quali c'è bisogno di un impegno della classe politica. Onestamente sulla vicenda della cattedrale si sono andati a fare i rilievi sul colle sul quale poggia la cattedrale, che mai erano stati fatti prima d'ora, per avere una reale conoscenza di quella che è la situazione e per riuscire finalmente a fare un progetto adeguato che dovrebbe essere presentato a giorni. All'ultimo piano del Palazzo Lo Iacono Maraventano c'era un manufatto, era un'abitazione sua. Il centro storico secondo me oggi è il simbolo, insieme a San Leone, insieme a tutti ormai i quartieri di Agrigento, il simbolo di una città che io personalmente definisco una città stuprata. Noi abbiamo un'amministrazione il cui capo sta al comune ormai da molti anni, prima come consigliere comunale, poi come assessore e da 6 anni e mezzo come sindaco. In 6 anni e mezzo si cambiano le sorti degli stati, le sorti dei continenti, le sorti di intere regioni. Oggi noi vediamo che anche lui è riuscito a cambiare le sorti di questa città, ahimè sicuramente in peggio. Questo tipo di manifestazioni hanno proprio questo scopo, cioè mantenere vivo l'interesse sia della cittadinanza ma anche dell'amministrazione a far sì che vengano risolti i problemi che affliggono il centro storico. La Commissione pastorale per i problemi sociali e il lavoro ha elaborato delle proposte, ecco, in sintesi come li possiamo riassumere? Sono 10 proposte quasi a costo zero per poter vivere bene il centro storico, riqualificare attraverso alcune scelte molto concrete. La più eclatante è quella dell'abbattimento dell'IMU per chi ristruttura le case in centro storico e anche per chi affitta le case al centro storico, per dare così anche un incentivo a fare bene e investire bene, insieme a altre 9 proposte che partono dalla riqualificazione dei balconi della nostra città, alla pulizia, alla raccolta porta a porta della differenziata. Proposte semplici, basterà solamente un po' di buona volontà per poterle attuare.